Cresce la curiosità attorno al nuovo gigante che lunedì prossimo, 4 agosto, si riunirà allo stadio Esseneto per iniziare la preparazione. Si ripartirà dalla promozione, manca solo l'ufficialità da parte della LND. E dal punto di vista tecnico è stato scelto un nuovo allenatore. Si tratta di Sebi Catania, molto conosciuto, 51 anni, nativo di Latina, in possesso della licenza UEFA, la scorsa stagione a Giarre con cui ha vinto il campionato di promozione. Con lui è stato scelto anche il nuovo DS, si tratta di Tino Longo, ex del Pro Favara, Castrum Favara, con cui è stato 4 stagioni consecutive tra eccellenza e Serie D. Secondo i tantissimi rumors si sta allestendo una rosa di calciatori molto competitivi e sulla bocca di tutti circolano i futuri beniamini biancazzurri. Si tratta dei difensori Alfonso Cipolla, vecchio capitano biancazzurro, Alexander Noto, Michele Fragapane, il portiere Denis Sansone, l'esterno Stefano Piazza, gli attaccanti Silvio Tripoli e Beppe Gold Gambino, il centrocampista argentino Cristian Jama, i quali hanno sposato di buon grado il nuovo progetto biancazzurro. Inoltre Giuseppe Marchica, centrocampista classe 2000, ex Pro Favara e Camarat, Charles King, centrocampista classe 2000, ex Pro Favara e Camarat, e con cui ha vinto lo scorso torneo di promozione. Poi ancora un ragazzo del 2003, un terzino sinistro, nativo di Grotte, si tratta di Dylan Rosario Rizzo, la scorsa stagione in eccellenza con il Sersale, ma all'orizzonte si intravede la possibilità di tesserare l'attaccante esterno sinistro Luca Ficcarotta, ex Palermo. Ma le sorprese non sono terminate ed in corso ci sono contatti con altre aziende di spessore. Dovrà essere completata la rosa che raggiungerà il numero di 20 calciatori. E di ora in ora si prospettano ancora altre novità. Il gigante dunque si è rimesso in moto.